La sezione comunale dell'Avis di Cattolica Eraclea ha promosso il convegno sul tema La cultura della donazione degli organi, toccanti le testimonianze di diversi donatori che hanno ricevuto organi e familiari. Relatori la Presidente della Commissione Salute all'Arsa, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, la Presidente dell'Aido di Sciacca Francesca Licari, il medico Antonio Patti, direttore sanitario dell'Avis di Cattolica Eraclea, e anche il presidente dell'Avis, Franco Colletti. Ha portato il saluto il sindaco di Cattolica Eraclea, Santino Borsellino, e l'arciprete Don Pippo Licata. Tra gli interventi anche il cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, presidente dell'associazione Ollus a Cuore Aperto, e il presidente del comitato Croce Rossa di Agrigento, Angelo Vita. Ringrazio intanto l'Avis di Cattolica Eraclea per questa iniziativa che credo possa incentivare ulteriormente quella che è la cultura della donazione. Se non ci si organizza anche sui territori, facendo le giuste valutazioni, distinguendo quello che è il concetto di morte cerebrale dal coma, cioè le cose che da sempre ci siamo detti, allora la gente non lo sa e purtroppo a consentire all'espianto di un organo diventa sempre più difficile. Se invece la gente è informata e l'informazione è adeguata, e devo dire il Centro Regionale Trapianti in questo ha investito, tant'è che un risultato lo ha ottenuto, allora la conoscenza porta inevitabilmente ad una consapevolezza maggiore e quindi ad un aumento delle donazioni. Dall'ultimo report del Centro Regionale Trapianti sembra che siamo con un 12% in più rispetto all'anno passato, considerato il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre. Sicuramente il Covid non ha aiutato. L'input intanto ce l'ha dato la nostra concittadina Maria Concetta, per il fatto che ha donato il proprio rene al proprio fratello. Riteniamo che è un gesto di generosità impressionante per quanto ci riguarda, e da lì è partita questa iniziativa, perché come associazione non dobbiamo occuparci soltanto sulla donazione del sangue, ma vogliamo a 360 gradi coinvolgere anche la cittadinanza per far conoscere meglio la donazione degli organi. Abbiamo avuto quest'anno un grandissimo aumento di donatori e abbiamo raccolto più di 400 sacche di sangue. Siamo orgogliosi di questo e un ringraziamento va a tutti i donatori. Magari più tardi poi avremo modo di ringraziarli, non dico singolarmente ma come comunità, perché abbiamo tante comunità che vengono a fare donazioni alla nostra sede. Io personalmente volevo ringraziare il nostro direttore sanitario, il dottore Patti, perché ha avuto questa brillantissima idea. Maria Concetta è pure una nostra donatrice, quindi è doppiamente donatrice, e quindi quale migliore occasione per far conoscere la nostra realtà e la donazione degli organi. In generale nell'Agrigentino si registrano delle variazioni abbastanza ampie, nel senso che ci sono comuni che si sono dimostrati molto più generosi nell'esprimere la volontà alla donazione degli organi, degli altri che ancora molto probabilmente ci tengono a conoscere meglio il fenomeno. Noi come volontari AIDO di Sciacca in particolare siamo molto felici intanto di essere qui a Cattolica e ringraziamo tutta l'organizzazione per questo evento e speriamo di poter portare un piccolo contributo anche noi per conoscere il mondo della donazione degli organi. Dal 21 settembre di quest'anno è attiva una nuova modalità per dire sì alla donazione degli organi, che viene chiamato progetto Digital AIDO, e prevede di poter dare l'assenso alla donazione degli organi anche tramite l'app AIDO, oppure collegandosi direttamente sul sito www.aido.it e tramite SPID, a breve anche tramite carta d'identità elettronica, è possibile dire sì alla donazione direttamente online.